Bene, intanto grazie, è un'opportunità, soprattutto in questo anno è stato ricordato da Elena celebrativo, cioè gli 800 anni dell'incontro tra San Francesco e il sultano Melek el-Kamil. E io sono reduce da un viaggio in Iraq insieme a Lucia Annunziata ed una piccolissima equipe. Siamo stati a Mosul, nella valle di Ninive, a Erbil, e non so se questi termini vi ricordano qualcosa, ma ci ricordano sicuramente che a Erbil c'è una delle più grandi comunità cristiane perseguitate, rifugiate. Mosul invece ci ricorda una città dove i cristiani sono stati completamente cacciati via, molti violentati, alcuni uccisi, e ne ha preso possesso poi il terrorismo islamico, la jihad. E io sono stato in questo monastero a Mosul, completamente distrutto, che era diventata la prigione di coloro che si opponevano ai terroristi. E la furia jihadista, la furia terrorista, ha pensato, lo scopo principale non era tanto uccidere i cristiani, ma eliminare i simboli religiosi e far sì che la comunità cristiana non esistesse più. Infatti le prime tre cose che venivano chieste ai cristiani era: la prima, andate via. Se non volete andare via, pagate. Se non pagate, vi uccidiamo. Voi pensate che nel cuore della notte a volte arrivavano queste telefonate anticipate da un rinuncia al tuo credo. E molti sono scappati, alcuni sono stati uccisi, altri si sono nascosti. Attualmente, pensate, in questo monastero distrutto, o meglio, in questa città per metà distrutta, per l'altra no, che nell'altra c'erano i terroristi, tutta la rete che supportava queste persone, sono rimaste 3 famiglie di cristiani, 3 fratelli. Io li ho incontrati e quando gli ho chiesto, siamo andati di nascosto, quindi avevamo le telecamere nascoste nella macchina, 4 volte ci hanno fermato prima di andare. Lucia Annunziata non è voluta venire perché aveva paura, e eravamo in contatto, lei stava ad Erbil. E vi dico questo perché stiamo producendo un reportage, poi sarà presentato al Festival di Venezia il prossimo anno e la RAI lo trasmetterà, per far emergere che in molte parti del mondo i cristiani sono perseguitati, e anche la cultura cristiana. A volte nel nostro Occidente viene derisa. Pensate anche a quello che accade attualmente a Papa Francesco, senza andare lontani, dove la sua proposta di Vangelo, dove il cuore del Vangelo è quella bellissima affermazione: qualsiasi cosa avete fatto ad uno di questi più piccoli l'avete fatta a me, se hai dato da bere ad un povero hai dato da bere a me. Quindi è un processo quasi identitario
queste frasi, non è che è la periferia del Vangelo questa, questo è il cuore del Vangelo, proprio perché ci riporta all'identità del cristiano, cioè nel mio corpo rappresento Cristo, ma non come frate o sacerdote, come persona. Nel vostro corpo, ecco, c'è Cristo. Allora, perché vi ho detto questo? Perché noi ci dobbiamo chiedere qual è la parola che può aiutarci. Qual è la parola che può aiutarci? Ecco, la parola che può aiutarci è proprio quella del dialogo. Del dialogo. Se prendete due fondamentalisti e li invitate ad affrontarsi, probabilmente si ammazzeranno. Se invece li invitate a raccontare la propria esperienza, probabilmente in questo raccontarsi, in questo dialogare, ecco, le due persone si incontreranno. E allora diciamo che la strada che è posta dinanzi a noi è quella del dialogo, con tutta la sua forza, sapendo che la tentazione più forte in questo dialogo e anche il fallimento della relazione, sapete qual è? È quella di pretendere che l'altro sia uguale a noi. Quella di pretendere che l'altro sia uguale a noi. Perché molte coppie scoppiano? Perché molti circuiti ecclesiali vanno in tilt? Perché ci facciamo prendere da questa tentazione. Desidero l'altro uguale a me, l'altro a mia immagine e somiglianza, cioè ci sostituiamo a Dio. Allora voi capite quanto sia importante, significativo il termine dialogo. Dialogo, prendo un pezzo da un'introduzione del Cardinal Ravasi, dice: questo straordinario termine di matrice greca, dialogare, è l'intrecciarsi di due logoi, di pensieri, di sentimenti, di concezioni differenti, così che brilli in pienezza quella verità che è unica come il diamante, ma ha molte facce. Il contrappunto, come il duetto in musica, suppone proprio la diversità per creare consonanza, sintonia, grazia, bellezza, armonia. In questa luce San Francesco giunge fino a Damietta, in Egitto, nel 1219, per incontrare il sultano Melik el-Kamel. Diventa non solo il grande patrono del dialogo interreligioso, ma anche di un cortile ove credenti e non credenti, potremmo dire tra persone che la pensano in maniera diversa, si ascoltano, interloquiscono tra loro senza fondamentalismi, senza integralismi, senza arroganze, in fondo senza paura, cioè senza aver paura dell'altro, senza aver paura dell'altro, attuando in senso pieno quel simbolo spaziale presente nel Tempio di Gerusalemme, appunto il cortile dei gentili, cioè dei pagani, delle genti diverse da Israele, un luogo di primo confronto accanto all'area sacra del santuario di Sion, in attesa della prospettiva ulteriore cristiana secondo la quale non c'è più giudeo né greco, schiavo o libero, maschio o femmina,
ma tutti sono uno in Cristo Gesù. E il frutto di questo dialogo è appunto l'incontro. Allora voi capite, il dialogo è mettere insieme e far confrontare due pensieri diversi, altrimenti non è dialogo, è condivisione di uno stesso pensiero. Tutto questo genera l'incontro. L'incontro avviene quando tu fai entrare nel tuo spazio vitale l'altro che è diverso da te, l'altro che è diverso da te, l'altro che ha sentimenti diversi da te, che ha gusti diversi da te, che ha anche la fisionomia diversa da te. Allora, far entrare l'altro nel tuo spazio vitale significa generare l'incontro, frutto del dialogo. Tutto questo, se volete, la terza stella, la prima il dialogo, la seconda l'incontro, la terza è il cammino. Dopo che tu dialoghi, dopo che tu hai incontrato l'altro, che l'altro è entrato nella tua vita, tu sei entrato nella vita dell'altro, ecco, ti metti insieme per un cammino, ed è interessante, è il cammino, il vocabolo tipico per descrivere gli antichi pellegrinaggi verso i santuari, dove si custodivano i corpi degli apostoli e dei martiri. Celebre, lo sapete, no? È il cammino di Compostela, Santiago di Compostela. Ora sappiamo che la via è una metafora della vita. Il grande pensatore francese Montaigne nei suoi saggi confessava: a chi mi domanda ragione dei miei viaggi, solitamente rispondo che so bene quello che fuggo, ma non quello che cerco. È qualcosa di vero anche per alcuni protagonisti, se volete, della vita attuale di ciascuno di noi. Essi, noi, andiamo verso una meta, come visitatori, attratti forse dalla curiosità o da un interesse, attratti dall'attrazione dell'altro. Alla fine però diventiamo tutti dei pellegrini. Il viaggio si trasforma in ricerca. L'ingresso nella vita dell'altro è un varcare la soglia di un mistero. Ed è verissimo. Quando il cammino ci fa varcare la soglia di chi incontreremo. Noi non scopriremo mai abbastanza l'altro dinanzi a noi. L'altro dinanzi a noi, come noi dinanzi all'altro, saremo sempre una sorpresa. Verranno fuori angoli del passato, immagini recenti, voci che abbiamo interiorizzato. È bellissimo, questo lo diceva Eugen Drewermann, un grande psicanalista che purtroppo la Chiesa ha scomunicato, ma mi pare che adesso lo vogliono un po' riabilitare, che diceva così, che molte volte se potessimo mettere un'immagine cinematografica che rispecchiasse quello che noi diciamo, dice, ci accorgeremo che in alcuni momenti parla il nostro papà, in altri il nostro amico, in altri la nostra maestra, in altri i nostri nonni, in altri il nostro figlio. Sono tante voci che abbiamo interiorizzato. Poi conclude con una domanda, interessantissima anche questa. Ma la tua voce qual è? Perché molte volte noi abbiamo paura di incontrare l'altro, cioè il nostro io, la nostra interiorità,
quella che realmente ha paura di incontrare l'altro, perché ha paura di essere giudicata, ha paura di essere valutata. Dice, allora non sei mai tu stesso, indossi una serie di maschere, ma non è il tuo volto. Allora il cammino, questa terza metà, dialogo, incontro e cammino, se il dialogo è autentico, se l'incontro è vero, il cammino dovrebbe condurci man mano a far emergere la nostra vera personalità, quello che siamo senza finzione. E questo cammino Francesco lo ha chiamato spogliazione. Cioè abbiamo bisogno di spogliarci un po' di tutte le nostre sovrastrutture, di tutto quello che vogliamo apparire e non siamo. Ora voi capite che il dialogo ha una sua forza nella vita di ognuno di noi, è una grande virtù che dovrebbe condurti a vivere, ad essere quello che sei, senza paura, senza camminare come i carcerati, delle catene, delle bifore di ferro ai piedi, delle sfere di ferro ai piedi. Invece camminare libero, camminare incontro all'altro, questa è la forza del dialogo. Francesco d'Assisi ha davvero tantissimi episodi che manifestano la bellezza del dialogo. Qui ve ne propongo alcune. La prima, il primo grande dialogo che Francesco opera è il dialogo con se stesso. Francesco all'inizio della sua esperienza lo ritroviamo fotografato nelle grotte di Assisi, da solo, che cerca di capirsi e capire. Questo è il primo grande dialogo che fa Francesco. In alcuni momenti questo dialogo interiore lo descrive in maniera bellissima. Quando deve andare a fare l'elemosina e lui stesso confessa ai suoi compagni: sono tornato indietro perché avevo vergogna. Confessare uno dei sentimenti che a volte ci frenano nella vita. Quante volte abbiamo vergogna di dire ho bisogno di aiuto? Quante volte abbiamo vergogna di esprimere il sentimento dell'affetto? Quante volte i figli fanno fatica a dire a mamma e a papà vorrei una carezza, e viceversa i genitori verso i figli ti vorrei accanto. Queste espressioni di dialogo nobile molte volte trovano espressioni folli. Allora sentiamo il papà che massacra di botte il figlio, e di questa espressione, o di genitori che cacciano via di casa il figlio perché per scelte diverse, o viceversa, figli che rinnegano i genitori. Pagine che fanno capire che il dialogo manca. Quante volte ho raccolto le lacrime, il dolore di persone che hanno smarrito la via del dialogo. A volte trovate delle persone congelate nel loro affetto, incapaci di esprimere. Non stiamo qui a condannare anche questi momenti delle persone, ma che dicono l'esperienza di dolore presente nell'umanità, in una umanità fragile.
Ecco, Francesco, fotografato in queste grotte in Assisi, racconta l'importanza di prendere coscienza di tutto il mondo interiore. Un'altra immagine di questo dialogo è quello con la Chiesa. Chi ha la forza di incontrare se stesso, di chiamare per nome tutto un mondo che ci portiamo dentro, ha la forza di dialogare con chi è più alto di te, anche più lontano, per mansioni, per servizio. Voi immaginate la scena di Francesco dinanzi al Papa. Io vorrei che davvero vi buttaste in questa scena. Immaginate Francesco che per una serie di vicissitudini viene accompagnato con l'aiuto del vescovo di Assisi, di altre personalità che l'hanno conosciuto e che gli abbiano anche detto: mi raccomando, nel colloquio, nell'incontro, nel dialogo, ti diamo l'opportunità di parlare con il Papa. Ecco, lui si trova di fronte ad Innocenzo e Innocenzo lo ascolta e gli dice: bene, ho capito, vedi che se vuoi portare avanti questo tuo desiderio, ci sono già degli ordini religiosi, i benedettini, gli agostiniani, segui quelli. E Francesco, Padre Santo, Signor Papa si chiamava allora il Papa, il Signore mi ha ispirato che io vivessi la formula, il cuore del Vangelo. Il Signore mi ha ispirato un'altra strada e si impone, dialogando, perché non ci risulta che si abbiano scazzottato, la forma di vita che il Signore gli aveva ispirato. E anche dinanzi ad una certa aggressività del Papa, perché altre fonti ci ricordano che il Papa dice: vabbè, fai una cosa, vai tra i porci, poi ne riparliamo. Francesco si va e ritorna, ma sempre dialogando. Ecco la forza del dialogo. Se Francesco fosse stato aggressivo oppure remissivo, perché poi queste sono le due i due limiti del dialogo. Da una parte essere remissivi e dire: ok, faccio quello che vuoi, e quindi soffoco il sogno, il desiderio, e dall'altro invece è quella di essere aggressivo e quindi mando tutto all'aria, che con l'aggressività si semina solamente morte, distruzione e basta. Poi bisogna raccogliere i cocci. E pensate che questi due limiti del dialogo vengono già, perché poi il dialogo è coraggio. Questo non lo dice il sottoscritto, lo dice Aristotele. Pensate, indicava come strada del dialogo il coraggio. Cioè l'uomo che dialoga è un uomo che è coraggioso. E pone i due limiti. L'atteggiamento importato al coraggio, frutto del dialogo, rappresenta la via intermedia tra la vile passività o l'aggressività incontrollata. E poi continua, perché qua c'è tutto un... Churchill commenta questo aforisma: il coraggio è ciò che ti fa alzare in piedi a parlare, ma il coraggio è anche ciò che ti fa rimanere seduto ad ascoltare. Bellissimo. Allora voi capite quando questo termine, dialogo, sia fondamentale per il cammino dell'uomo.
Un altro aspetto, un'altra fotografia di Francesco è come lui, dopo un incontro, sintetizza l'importanza del dialogo. Voi pensate, Francesco non incontra solo se stesso, non incontra chi è più alto da sé, ma incontra e dialoga anche chi è differente completamente da te. E l'immagine è quella del sultano Melek Camil. Noi non sappiamo in questo incontro che cosa sia avvenuto, che cosa si siano detti. Una cosa è certa, Francesco è tornato vivo ad Assisi. Quindi questo significa che l'incontro è andato a un buon fine, altrimenti Francesco non sarebbe ritornato ad Assisi. E per capire un po' che aria tirava nella mente di Francesco e come ha sintetizzato questi incontri, lui torna ad Assisi e nei suoi scritti dice ai suoi frati, a coloro che guardano a lui come faro di luce, cioè, guardate, ci sono alcune modalità per dialogare con chi la pensa diversamente, molto diversamente da voi. E dice: 1. Non dovete essere litigiosi, se scompaia da voi il litigio. 2. Vedete se ci sono le condizioni perché voi possiate dialogare e incontrare l'altro. È interessantissimo questo secondo aspetto, perché se tu sai che, io faccio questo esempio, che tua mamma o tuo papà sono arrabbiati e vai lì e vuoi dialogare in quel momento, voglio dire, è evidente il cortocircuito. Se un tuo amico ti ha messo il broncio e tu gli vai nel momento della massima espressione del broncio, è normale che ti manda a quel paese. E allora vedete quando questo consiglio sia pedagogicamente di una attualità sorprendente. Sappi accorgerti se ci sono le condizioni perché tu possa annunciare, incontrare l'altro, dialogare. Ed infine, pronunciati quando il Signore ti ispira. Per il credente questo è un dato di fatto, cioè la nostra fonte ispiratrice è il Vangelo, cioè dobbiamo chiederci se il Signore ci sta ispirando oppure no, se la forza delle parole arriva dal nostro egoismo o da un mieloso altruismo o dal Vangelo. Ma per chi non crede, se non ci fosse la bussola del Vangelo a ispirarti e ti ispira, siano i valori, sia l'eticità della vita. Ecco, queste io credo che siano 3 indicazioni che irrobustiscono un po' questa parola che ci stiamo consegnando. Io intanto mi fermo e diamo voce a qualche domanda. Io vi ringrazio davvero di cuore per questa occasione, in questa giornata in cui tutti vorremmo essere al mare, diciamoci la verità, perlomeno io, dopo averlo visto e dopo avere l'albergo di fronte al mare, ma insomma non si può avere tutto dalla vita, e quindi grazie di spendere questo tempo assieme. E il nostro tema è il dialogo fra le religioni, ed è un tema delicato, è un tema importante, è un tema sul quale ovviamente ci sarebbero 1000 cose da dire. Io cercherò di fare un percorso liofilizzato, come si dice, per fornire un po' il quadro nel quale ci inseriamo. Però parto, come mi piace sempre fare, con una storiella che mi auguro vi spiazzi. E è una storiella che io ho trovato in un libro
del grande scrittore israeliano Amos Oz, che è scomparso qualche mese fa e che è stato un grande testimone della necessità del compromesso. Ecco, per lui il compromesso è un'altra parola per dire dialogo in realtà. E in un suo libretto intitolato Contro il fanatismo c'è appunto questo raccontino. Ora mi torna in mente una vecchia storiella dove uno dei personaggi, naturalmente siamo a Gerusalemme, e dove se no, è seduto in un piccolo caffè e c'è una persona anziana seduta vicino a lui e così due cominciano a chiacchierare e poi salta fuori che il vecchio è niente meno che Dio in persona. D'accordo, il personaggio non ci crede subito lì per lì, però grazie ad alcuni indizi si convince che è seduto al tavolino niente meno che con Dio e ha una domanda da fargli, ovviamente molto pressante, e ovviamente gliela fa. Io credo che sarebbe la stessa domanda che gli vorremmo porre anche noi. Caro Dio, per favore, dimmi una volta per tutte, chi possiede la vera fede? Qual è la vera fede? I cattolici o i protestanti o forse gli ebrei o magari i musulmani? Chi possiede la vera fede? Allora Dio in questa storia risponde: a dirti la verità, figlio mio, io non sono religioso, non lo sono mai stato e a dirla tutta la religione nemmeno mi interessa. Ecco, vedete voi, qui abbiamo un Dio poco religioso, forse poco religioso perché si rende conto che in questi anni che abbiamo alle spalle le religioni sono state purtroppo protagoniste non sempre di messaggi positivi per l'umanità, anzi sono stati spesso prese a pretesto per conflitti, per lotte, per atti di terrorismo e così via. E allora forse, ma la butto lì, non credo avremo tempo di parlarne, però bisognerebbe anche discutere del rapporto tra religione, che è qualcosa di cui noi abbiamo tutti necessità, perché la religione è dare un senso alle cose, dare un senso alla propria vita, farsi le domande fondamentali: dove andiamo, chi siamo e cosa c'è dopo il grande salto. E nello stesso tempo però le religioni sono anche molto ambigue, sono molto problematiche, si portano dietro tutta una serie di problemi irrisolti. Detto questo, il mio obiettivo è quello di fornirvi un po', come dicevo, il quadro del dialogo interreligioso, e ho impostato il ragionamento in questo modo: parto dall'oggi, poi però vorrei fare una breve ma lunghissima, perché prenderà 2000 anni, carrellata di come questo tema è stato toccato in particolare dalla Chiesa Cattolica, visto che io sono un teologo che fa riferimento a questa Chiesa, ma rispetto molto anche le altre, e anzi ho rapporti molto positivi anche con le altre chiese cristiane e mi sento di dire anche con le altre religioni. Ma parto appunto dall'oggi, riprendendo, se volete, quel raccontino di Amos Oz. Qual è la situazione oggi delle religioni? Bene, innanzitutto un elemento: fino a qualche anno fa sembrava che le religioni fossero destinate a scomparire. Pensate al periodo del Concilio Vaticano II, attorno agli anni 60 andava di moda una teoria sociologica che si chiamava della morte di Dio. Il mio conterraneo e amico Francesco Guccini ci ha fatto una delle sue canzoni più famose che si intitolano Dio è morto, e sembrava che questa eclissi del sacro, eclissi delle religioni, fosse destinata appunto a far sì che, certo, il religioso non è che sarebbe scomparso, ma sarebbe rimasto come un elemento intimo, un elemento della coscienza individuale. Quello che sembrava scontato
è che ormai le religioni nello spazio pubblico non contassero più niente. Perché? Perché erano altre le realtà che davano le risposte di cui gli uomini necessitano. Era soprattutto la politica, erano le scienze umane, era la psicanalisi, ma, come dicevo, soprattutto la politica. Bene, qualche decennio dopo ci siamo accorti che quella ipotesi di lavoro, più modernità uguale meno religione, in realtà era completamente sballata. Ci siamo resi conto che nell'arco di pochi decenni, in realtà di pochi anni, noi abbiamo visto le religioni riprendere un ruolo fondamentale, tra l'altro un po' dappertutto, nella rivoluzione iraniana dell'Ayatollah Khomeini, il risveglio islamico, nella teologia della liberazione dell'America Latina, in Israele, in cui il conflitto con i palestinesi all'inizio nasce come conflitto per la terra e, lasciatemi dire, è ancora drammaticamente in piedi, e in quel periodo sembra che diventi una guerra di religioni, cosa che non è mai stata, che non è mai stato. Però in quegli anni 70 e 80 del secolo scorso l'aspetto religioso, in coincidenza con la crisi fortissima della politica, e non spenderò altre parole su questo, ma vi rendete conto, parlando appunto di Israele, io ho un doppio filo con Israele per tanti motivi. Ieri si è deciso in Israele di andare a rivotare, dopo 2 mesi si rivota il 17 settembre, il che vuol dire che non si è riusciti in un paese di 7,5 milioni di abitanti a costruire un governo. Voi capite a che livello ormai la politica batte in testa, quindi non è solo una prerogativa italica, ecco. Questo non consola molto, però insomma il problema è generalizzato. Bene, le religioni invece appunto ritornano a prendere spazio in tutta l'ambiguità di questa affermazione. Sta di fatto che si è arrivati a parlare della rivincita di Dio, quindi dalla morte alla rivincita di Dio. Ma le religioni in che modo? Ecco, questo è un altro elemento importante. Noi eravamo abituati a vedere le religioni come qualcosa di legato al territorio. Pensate alla pace di Augusta del 1555, qua sono gli storici che erano, oppure la pace di Westfalia del 1648, accomunate da questo slogan latino cuius regio eius et religio. La religione è legata ad una territorialità. Io sono cattolico e quindi sto in un principato o in un paese che è cattolico. Se sono protestante devo spostarmi in un territorio protestante. Guardate, questo non era stato fatto per cattiveria, ma evidentemente per cercare di evitare quello che poi sarebbe stata nel primo trentennio del 600 la più grande carneficina mai vista in Europa, le cosiddette guerre di religione. Capite anche la terminologia, le guerre di religione che hanno fatto milioni di morti. Io sono per il Papa, io sono per Lutero, questo basta per produrre quello che abbiamo visto. Bene, cuius regio eius et religio ci ha popolato l'immaginario. Ormai noi siamo cresciuti, perlomeno la mia generazione, ma tradizionalmente, con l'idea che quelle meravigliose cartine che c'erano qualche anno fa, e adesso ci sono meno purtroppo, ma erano molto comode, che rappresentavano i colori dei paesi a seconda delle appartenenze religiose, fossero qualcosa di definitivo e assoluto, per cui l'India era tutto a caso viola perché è induista, la Thailandia rosa perché buddista Theravada, l'Europa del Sud cattolica
un altro colore ancora, e i paesi islamici un altro colore ancora. Ecco, ma lì c'era appunto l'idea secondo cui la religione è un fattore identitario ed è un fattore fisso, assoluto, definitivo. Qual è la grande novità? Come ci ha raccontato l'antropologa Danielle Hervieux-Léger nei suoi libri, che oggi le religioni sono in movimento. Le religioni sono in movimento. Per cui siamo transitati da quella fase statica, fissa, cuius regio eius et religio, alla fase del pluralismo religioso. E allora ecco che interviene la necessità del dialogo. Perché? Perché se le religioni non dialogano, non scelgono di dialogare, sono un potenziale detonatore terribile in un deserto culturale, mi permetto di dire. Io ho scritto il mio ultimo libro, sentito La teologia per tempi incerti, non lo ricordo solo per la pubblicità, perché l'ho visto di fuori, ma anche per questo. Ma anche perché i tempi incerti mi sembra che siano davvero il quadro di riferimento attuale. Ecco, uno dei motivi di incertezza dei tempi è il fatto che noi non siamo ancora in grado di rapportarci al pluralismo religioso, al fatto che viviamo in società multireligiose e definitivamente multireligiose, e che questo non è una maledizione divina, ma è potenzialmente una benedizione ed una occasione. Ecco, questo ancora mi pare, nonostante il Concilio Vaticano II, con la dichiarazione Nostra Aetate, abbia dichiarato cosa buona e giusta il dialogo, in realtà, ecco, la mia tesi è che questo è ancora qualche cosa di abbastanza elitario e comunque non diffuso in maniera seria, e i risultati si vedono. Detto questo, in poche parole, allora, come siamo arrivati dal tempo di Gesù, diciamo, al Concilio Vaticano II? Un rapido passaggio. Caso vuole che oggi la liturgia cattolica ricordi Giustino Martire. Giustino, che è il personaggio del secondo secolo d.C., dal quale parto. I tre passaggi, così li seguite un po' meglio, ma saranno proprio delle pennellate. Il primo passaggio è il dialogo impossibile, il secondo passaggio il dialogo finalmente, e il terzo passaggio un dialogo faticoso ma necessario. Allora parto dal dialogo impossibile e rendo omaggio appunto a Giustino, che è stato un padre della Chiesa, tra l'altro morto martire, nato in Palestina. Perché? Perché la sua teoria, che viene conosciuta con un termine greco che è logos spermatikos, oppure con un termine latino semina verbi, in buona sostanza. Cosa è la tesi di fondo di Giustino? È che tutti gli uomini e le donne di buona volontà possono partecipare di quello che il quarto Vangelo, il Vangelo di Giovanni, chiama il verbo. I segni del verbo. Segni del verbo, secondo lui, si trovano presso i filosofi greci. Platone era sicuramente un illuminato ed era uno che aveva avuto la possibilità, la capacità, ecco, di guardare dentro le cose, anche se non era un cristiano. Evidentemente sarebbe stato difficile immaginare, Gesù non era neppure arrivato, non era neanche un ebreo, ma Giustino, insieme a lui alcuni altri padri, sostengono che c'è qualcosa di buono, ci può essere qualcosa di buono in tutte le realtà umane. Guardate, un messaggio straordinario, perché pensiamo, siamo 2000 anni fa,
quando la gente si scanna per poche cose dal punto di vista della civiltà. Bene, reso omaggio a Giustino Martire, però il titolo che avevo dato a questo passaggio è Il dialogo impossibile, perché in realtà la linea che trionfa nella Chiesa è un'altra, ed è segnata da un'altra parola latina famosa, un assioma, che vuol dire che non è un dogma vero e proprio, ma è comunque un messaggio che ha una grande presa, che è extra ecclesiam nulla salus. Adesso smetto col latino, perché io sono un vecchio prof di latino, allora forse è per questo che ogni tanto ho dei revival. È molto semplice, naturalmente: fuori della Chiesa non c'è salvezza. Chi è il punto di riferimento di questo assioma? È soprattutto Agostino di Ippona. Perché Agostino? Agostino è una linea africana perché l'Africa, che è un grande serbatoio cristiano dei primi secoli, è anche un serbatoio di grandi divisioni, di grandi cosiddette eresie. Qua bisognerebbe aprire tutta una parentesi enorme su cosa sia l'eresia. C'è anche chi dice che l'aspetto più positivo delle religioni è che producono eretici, ecco, quindi prendiamo anche questo come un segnale intrigante. E quindi di fronte all'eresia, di fronte alla necessità di tenere unita la Chiesa cristiana, si fa appello alla necessità di passare attraverso un crinale che è il battesimo. Tramite il battesimo si entra nella Chiesa, tramite l'entrata nella Chiesa si ottiene la salvezza. E guardate, questo assioma non era prodotto appunto da gente cattiva. Io questo lo voglio dire, perché altrimenti vi dirò che questo avrà talmente tanta forza che addirittura il momento in cui si supererà questo assioma, il momento ufficiale, possiamo dare addirittura una data, è il 28 ottobre 1965, perché quella è la data in cui i padri conciliari votano appunto la dichiarazione Nostra Aetate. Ma ripeto, non era gente cattiva, non era gente che guardava male l'alterità, semplicemente pensavano che in un mondo molto più piccolo di quello che conosciamo noi oggi, tutti gli uomini e le donne avessero avuto la possibilità di ricevere l'annuncio evangelico e quindi avessero in piena libertà accettato o rifiutato questo annuncio. E quindi è una forma, se volete, di rispetto nei confronti di chi si dà per scontato che abbia potuto ricevere il Vangelo e abbia detto no, non mi interessa. Ecco il motivo per cui il grande shock che mette radicalmente in discussione extra ecclesiam nulla salus si avrà nel 1492. La colpa è il vostro corregionale. Io do per scontato che fosse genovese, insomma, Cristoforo Colombo, ovviamente. Ed è lui nel momento in cui si scopre, insomma, si finisce in quello che viene chiamato il nuovo mondo, qualcuno fa 2 più 2 e qualcuno incomincia a dire: ma che colpa hanno questi signori per non avere scelto il cristianesimo? Chi mai gli ha raccontato le storie di Gesù? Chi mai gli ha annunciato il Vangelo? E allora quella che era una certezza granitica diventa qualcosa di meno scontato. Tant'è vero che il Concilio di Trento, che sarà la grande reinvenzione della Chiesa, il Concilio di Trento, diamo delle date, 1540,
45-1563, il Concilio di Trento inventerà quello che in buona teologia si chiamano i surrogati per andare incontro a questo problema. E i surrogati saranno ad esempio il battesimo di desiderio, di voto. Ecco, uno anche se non riceve il battesimo però mostra di avere intenzione di riceverlo. Talvolta anche il battesimo di martirio, quello che viene chiamato il battesimo di sangue. Tra l'altro il Papa Francesco ne parla spesso, è una realtà molto più viva di quanto non pensiamo oggi, purtroppo le informazioni sono poche. Ecco allora che pian piano è la modernità che costringe a rivedere quell'assioma, e pian piano è la necessità di oltrepassare un modello che era un modello esclusivista, ecclesiocentrico, non sono parolacce per dire esclusivista che tendeva a escludere gli altri, e ecclesiocentrico nel senso che metteva al centro la Chiesa, quindi la salvezza sembrava essere appannaggio solo di chi apparteneva ufficialmente alla Chiesa, mentre invece Paolo stesso nella lettera a Timoteo, nella prima lettera a Timoteo, dice: ma Dio vuole che tutti gli uomini siano salvi. Dio vuole che tutti, quindi non soltanto i nostri, non soltanto i cristiani. Questo è un problema che per tanto tempo abbiamo trascurato. E allora passo al secondo gradino, il dialogo finalmente, dicevo. Il dialogo finalmente è proprio questa invenzione alla quale bisogna attribuire, cioè che bisogna attribuire in buona parte a un Papa santo, anche se è passata la storia come un Papa buono, adesso è anche santo, è Giovanni XXIII che dopo aver conosciuto la situazione degli ebrei durante la Shoah, nei suoi impegni internazionali in Bulgaria, in Francia, riceve nel 1960, quando ha già deciso di indire il Concilio Vaticano II, un grande ebreo, al quale rendo onore anche stasera. Si chiamava Jules Isaac ed era uno storico francese, il quale aveva perso la famiglia ad Auschwitz. Era un ebreo laico che si era domandato: ma perché la Shoah? Perché gli ebrei sono stati incolpati della morte di Gesù? Allora aveva cominciato a studiare per la prima volta nella sua vita, ormai oltre il sessantenne, il Vangelo. Aveva trovato che in effetti non c'erano elementi per incolpare gli ebrei. E allora ha dedicato l'altra parte della sua vita per andare contro, per contrapporsi a quello che lui ha chiamato l'insegnamento del disprezzo, cioè il fatto che i cristiani per 2000 anni o quasi, purtroppo, hanno considerato gli ebrei dei cidi, e in nome di questo decidio capite che anche dire assassini di Dio è anche fuori dalla logica, però questo è stato. E incontrando Giovanni XXIII gli chiede se può fare qualcosa per cambiare le sorti di questa situazione. Giovanni XXIII Sormione gli dice: sì, io vorrei fare qualcosa, lei sa però che il Papa di per sé non comanda tutto, neppure qui, però ce la metterò tutta. Ecco, ce la mette tutta, e la prima idea è di assegnare un altro personaggio molto interessante, molto anche lui avanti negli anni, il cardinale Augustin Bea, un tedesco biblista, l'idea di scrivere un trattato dei Judeis, qua il latino ci scappa sempre, dei Judeis, gli ebrei, cioè un trattato che, al contrario di quello che nella storia della Chiesa continuamente si è fatto, un trattato adversus Judeos, contro gli ebrei, perché i cristiani, va detto, i cristiani di tutte le confessioni, anche Lutero, ahimè, si sono segnalati per un antigiudaismo costante, grande peccato, grande problema. Però il De Judeis, per
tanti motivi non va a comporre un documento, e tant'è vero che nei documenti del Concilio Vaticano II voi, se andate a cercare degli Iudeis, non lo trovate, non c'è. Perché? Perché ci sono dei cardinali che dicono: ma come, noi per 2000 anni abbiamo detto che gli ebrei sono stati dei cidi, siamo stati antisemiti, rivendicano addirittura il loro antisemitismo, capite anche questo, non perché siano cattivi, ma perché erano talmente proiettati su quella situazione che non riuscivano a uscire da quel blocco mentale. E ci sono anche i patriarchi orientali. I patriarchi orientali, quelli melchiti, quelli delle chiese di paesi, tanto per capirci, dell'Iraq, della Siria, della Giordania, che quando vengono a sapere che doveva esserci un documento per riabilitare Israele, incominciano a diventare matti, perché dicono: ma come, noi torniamo a casa con un documento che riabilita Israele? Ricordate che lo Stato di Israele nasce nel 1948, quindi siamo nel 62 quando comincia il concilio. Come facciamo a distinguere tra Israele, Stato nato dal sionismo nel 48, rispetto a Israele, dato teologico che troviamo nella scrittura, nella Torah e nella Bibbia cristiana? Sicuramente, saremo fraintesi, sicuramente chi ci andrà di mezzo saranno le minoranze cristiane dei nostri paesi. Per favore, non commettiamo questo errore. Quindi capite l'intreccio enorme di problemi e capite anche il motivo per cui alla fine il Deus Deis, per una ragione di realismo assoluto, non viene portato avanti, però noi lo troviamo nel paragrafo 4 di Nostra Aetate. E Nostra Aetate diventa però quella felix culpa, quella colpa felice, che a partire dal mancato Dei Iudeis diventa il testo, in cui, il documento in cui per la prima volta nella storia la Chiesa, in questo caso la Chiesa cattolica, fa i conti con la diversità religiosa, fa i conti con il fatto che ci sono tante religioni e fa i conti positivamente. Parla delle religioni come una risposta ai grandi interrogativi dell'umanità, quello che dicevo all'inizio, ai grandi punti interrogativi: dove andiamo, chi siamo, da dove veniamo. Quindi, e parla dell'induismo, e parla del buddismo, quindi religioni non da condannare, ma religioni che sono una risposta ad una necessità umana. E poi i padri conciliari, al numero 2 di Nostra Aetate, arrivano a dire con un linguaggio tortuoso, perché è ancora problematico, però qualcosa di importantissimo. La Chiesa non rigetta nulla di quello che c'è di vero e santo nelle altre religioni. E guardate che implicitamente qui c'è un'affermazione di straordinaria importanza, perché per la prima volta un documento della Chiesa cattolica, ma anche delle chiese cristiane, afferma che c'è qualcosa di buono e di santo nelle altre religioni. Non sono opera del demonio, non sono uno sbaglio della storia, non sono qualche cosa che, vabbè, sono nate, non si capisce bene perché poi mancava anche, devo dire, tutta una riflessione sulle motivazioni per cui siano nate le religioni, siano, come si suol dire in antropologia, una costante antropologica. Perché le religioni ci sono da sempre? Perché l'uomo, una delle prime cose che fa è inventarsi dei simboli e raccordare questi simboli che fanno da interfaccia tra la vita di tutti i giorni e un aldilà. Ecco, la Chiesa cattolica nulla rigetta di quello che c'è di vero e di santo. E
nel paragrafo 3 si parla dei musulmani, io lo voglio ricordare perché ci sono poche righe, ma righe che oggi sarebbero importantissime anche nella nostra facoltà, nella nostra difficoltà di pensare l'Islam, perché vi si legge: la Chiesa Cattolica guarda con stima i musulmani, e basterebbe questa frase, basterebbe fermarci lì, la stima, e poi si va a parlare dei legami, dei collegamenti che ci sono. Ecco, e il paragrafo 4, il lungo paragrafo 4, che è più lungo di tutto il resto del documento, è ciò che resta appunto del Day Days. Si parla finalmente degli ebrei e per la prima volta si dicono delle cose fondamentali. Non si dice ancora che Gesù sia ebreo, notate, ci sarà bisogno di altri 20 anni. Il documento che si intitola Sussidi per una corretta interpretazione degli ebrei e dell'ebraismo è dell'85, e vi si dice Gesù, non dà fastidio, Gesù è ebreo e lo è per sempre. Gesù è ebreo e lo è per sempre. Bene, arriviamo rapidamente al terzo passaggio che intitolo Il dialogo faticoso ma necessario. Perché è faticoso? Innanzitutto perché dialogare è comunque faticoso, è un dato oggettivo. E un primo elemento, se avessimo tempo vorrei soffermarmi, non lo faccio, però sul fatto che non si può dare per scontato che noi siamo imparati al dialogo. Noi dobbiamo educarci al dialogo. Il dialogo è una educazione all'umanizzazione. Ne abbiamo bisogno, è importante, dobbiamo farlo. È faticoso perché? Perché per 19 secoli le religioni se ne sono date di santa ragione. È faticoso perché appunto occorrono degli strumenti e occorre della buona volontà. Occorre imparare a guardare l'altro con un occhio diverso dal solito, non semplicemente mossi. Oggi io dico, noi siamo mossi soprattutto da 3 R. Questa è l'età della rabbia, del risentimento e del rancore. Ecco, questi 3 R ci impediscono di vedere l'altro se non in una chiave negativa, ed evidentemente si fa fatica a dialogare se vediamo l'altro mossi dalla rabbia, dal rancore, dal risentimento, cioè se noi cerchiamo, come di solito oggi capita, di vederlo come il capro. La situazione sta peggiorando, ma è ancora sotto controllo. Ancora sotto controllo. Lo vediamo soprattutto sotto l'ottica del capro espiatorio. Abbiamo bisogno di colpevolizzare qualcuno se le cose non vanno, e tutto questo in una chiave che in primo luogo è la nostra deresponsabilizzazione, non è responsabilità nostra, e questo è un problema molto serio. Le religioni comunque in questi anni hanno sia dato prova di molta fatica a incontrarsi, ma anche sono riuscite a inventarsi dei modelli che vale la pena di ricordare. Io ne ricordo soprattutto uno, attribuendolo al suo inventore, che è stato Giovanni Paolo II. C'è anche una data, il 27 ottobre del 1986. C'è una città, una località che è quasi ovvia, nel senso che Assisi è ovviamente una città cara al tema della pace. In quella giornata Giovanni Paolo II inventa l'idea che le religioni possano essere non soltanto un elemento appunto detonatore di muri e di chiusure identitarie, ma anche il luogo del dialogo, il luogo dell'ascolto reciproco, il luogo della ricerca della pace.
Notate bene, quella giornata fu una giornata molto controversa, io lo ricordo non per fare del pettegolezzo perché è noto, ma per sottolineare come la difficoltà di capire il passaggio fosse anche di gente particolarmente in auge all'epoca. Il prefetto per la congregazione della fede, il cardinale Joseph Ratzinger, non partecipa ad Assisi nel 1986. Perché? Perché dichiara una paura, la paura che questo evento venga letto come un appuntamento con il sincretismo, con il mescolamento delle religioni e con una situazione in cui il cristianesimo, la Chiesa, non afferma più di avere la verità e di averla tutta intera, e per questo che dopo aver sconsigliato Papa Wojtyła di andare avanti, decide clamorosamente di non andare, e non è stato l'unico. E questo, guardate, è un elemento che rende tutto più umano, se volete. Non stiamo scherzando quando si parla di dialogo, stiamo parlando di questioni delicate, complesse, che avranno bisogno probabilmente di generazioni per penetrare nel tessuto, io vorrei dire, sia ecclesiale sia civile, perché il dialogo interreligioso, guardate bene, io ne sono profondamente convinto, non è qualche cosa esclusivamente appannaggio delle chiese e delle religioni, è qualche cosa a cui è chiamata la società politica e civile. Perché? Perché non possiamo più permetterci che le religioni siano soltanto le spettatrici di una faticosissima ricerca di comunità, come ci ha detto benissimo il presidente Mattarella lo scorso 31 dicembre nel suo fulminante, brevissimo ma bellissimo a mio parere discorso di fine d'anno, tutto incentrato sul tema della comunità, sulla necessità di fare comunità, ma anche sulla fatica di fare comunità. Bene, è la stessa necessità e fatica quella di dialogare, è la stessa necessità e fatica. E naturalmente sono tanti altri gli esempi che si potrebbero fare. Io voglio arrivare rapidamente a citare Papa Francesco, perché Papa Francesco oggi, una delle direttrici più chiare del suo pontificato è proprio la necessità del dialogo. E il dialogo, io ho inventato un po' questo slogan per lui, perché mi sembra che così sia. Lui vive il dialogo come stile di vita, cioè un dialogo che è in primo luogo fatto di gesti. Guardate, questo è già di Giovanni Paolo II, per la verità, una pedagogia di gesti, ma uno stile, lo sottolineo perché c'è un teologo francese che si chiama Christophe Theobald, che oggi interpreta il cristianesimo soprattutto nella chiave dello stile. Adesso io ve lo traduco in maniera il più semplice possibile, ma spero chiara. Theobald sostiene che ormai il cristianesimo fatto di dogmi non è che sia fallito, ma semplicemente fatichiamo sempre di più a comprenderlo. Perché? Perché il contesto filosofico, culturale nel quale determinati dogmi sono nati non c'è più, e sono soprattutto le giovani generazioni, guardate, quelle che faticano, e non possiamo puntare il dito contro di loro e chieder loro di studiare la Somma Teologica di Tommaso d'Aquino per capire il senso della transustanziazione, che è il mistero legato alla Eucaristia settimanale o quotidiana per chi la vive quotidianamente. Qui c'è un problema serissimo, e Theobald dice:
in attesa di capire qualcosa in più, però oggi l'elemento fondamentale è di basarci a questo punto non tanto su un accordo intellettuale, cioè uno è cristiano se è d'accordo con la transustanziazione e con tutta una serie di dogmi. Uno è cristiano se vive da cristiano. Uno è cristiano se adotta uno stile da seguace di Gesù. E ripeto, io questo lo dico, e tanto più riportando il parere di Theobald, non perché si voglia buttare a mare i dogmi, ma perché oggi viviamo una transizione, che è quella che Papa Francesco ha definito nel suo discorso a Firenze del novembre del 2015, non un'epoca di cambiamenti, ma un cambio d'epoca, il cui elemento fondamentale è il passaggio da una stagione in cui eravamo all'interno della cristianità, in Occidente e altrove, a una stagione in cui questa cristianità non c'è più. E questa fine della cristianità, cioè di un contesto culturale che considera il cristianesimo come l'elemento naturale, come un'appartenenza legata alla nascita, non c'è più, e tutta una serie di elementi collegati con questo regime di cristianità. Pensate al ruolo dei preti, che sono sempre meno, pensate al ruolo dei religiosi e delle religiose delle suore, che sono sempre meno, e potremmo andare avanti con tanti meno, almeno in Occidente, almeno in Europa e in buona parte nell'America del Nord e degli Stati Uniti. In realtà, però, tutto questo non è qualcosa che credo debba scoraggiarci, perché ho l'impressione che, torno al bicchiere, quello che ho rovesciato, il bicchiere sia mezzo pieno e non mezzo vuoto, perché questa è una occasione, io mi auguro, per un cristianesimo non depositario, non perché così fanno tutti, non perché è tradizione. E guardate, tutte cose belle la tradizione, ma non è detto che tutte queste cose belle alla fine della cristianità servano. Il cristianesimo ormai sarà sempre più un fatto di scelta, un fatto di scelta. E sarà un fatto che però, in quanto scelto, probabilmente avrà la possibilità, io me lo auguro personalmente, da teologo e da tentativamente cristiano, di influire molto più di quello che non riesco a fare oggi nella nostra società. E da questo punto di vista l'esperienza del dialogo allora non dovrebbe essere un elemento solo periferico della realtà cristiana, ma dovrebbe essere un elemento centrale, cruciale. Ecco la mia scommessa e la fatica, però anche la necessità. Finisco con una poesia di Derek Walcott, che è stato un grande poeta caraibico, premio Nobel, chiamato Nomero dei Caraibi, che racconta, a me pare molto laicamente, l'esperienza del dialogo, ma lo fa bene e quindi chiudo con amore dopo amore. Tempo verrà in cui con esultanza saluterai te stesso, arrivato alla tua porta, nel tuo proprio specchio, e ognuno sorriderà al benvenuto dell'altro e dirà: siedi qui, mangia, amerai di nuovo lo straniero che era il tuo io, offri vino, offri pane, rendi il cuore a se stesso, allo straniero che ti ha amato per tutta la tua vita, che ha ignorato per un altro e che ti sa a memoria. Dallo scaffale tira giù le lettere d'amore, le fotografie, le note disperate,
sbuccia via dallo specchio la tua immagine, siediti, è festa, la tua vita è in tavola.